Buonasera a tutti ragazzi, l'uragano Dorian ha raggiunto il massimo della scala. In effetti oggi ha toccato categoria 5, quindi 20 fino a 260 km all'ora. Secondo lui raggiungerà l'arcipelago con piogge molto intense e causerà un sensibile aumento del livello del mare. Quindi minaccia innanzitutto le Bahamas, ragazzi, poi giustamente si sposterà sulla Florida e poi infine sulla Carolina del Sud. Quindi diciamo che ha toccato il massimo della categoria. Quindi oggi, fra poco, si sposterà a nord-est delle Bahamas con venti ragazzi davvero spaventosi. Qua si parla di 260 km all'ora. Quindi ci saranno piogge intense e causerà, come di consueto, un sensibile aumento del livello del mare. Quindi questo, vabbè, questo era già prevedibile. Lo stesso presidente Donald Trump ha invitato tutti a scappare via. Chiunque sta sulla sua, diciamo, traiettoria è pregato di scappare via. Quindi ha detto: andate via, lasciate le case, lasciate tutto, prendete lo stretto necessario e andate via. No, non credo proprio, guarda. Diciamo che man mano incomincerà a perdere potenza, quindi diciamo che dopo le Bahamas, nel sud della Carolina, potrà essere colpito molto più forte, e così anche la Georgia. Quindi in effetti si sta muovendo, diciamo, ciao, grazie, in modo instabile, quindi è molto difficile dire in che direzione preciso andrà. Quindi perciò il presidente Trump ha avvisato a tutti: no, no, in Europa non ci pensate, no ragazzi, non è... Se arriverebbe in Europa sarebbe davvero un cambiamento climatico pazzesco, se per puro caso dico, eh. In effetti l'inquilino della Casa Bianca, Trump, invita ad andare via, dice: andate al sicuro, restate al sicuro. Sì, lo so, appunto mi sono detto, se incominciano pure qui, veramente è caos climatico, come sempre diciamo io, Samuele e tanti altri, quindi diciamo che anche Trump lo aveva già detto che questo uragano, pensate che questa era una tempesta tropicale, ragazzi, è salita di categoria 1, vedete dove si è filata di arrivare, quindi a categoria 5. Quindi una cosa pazzesca, cioè man mano è aumentata la sua energia, cioè è passato da tempesta ad uragano, anzi ciclone veramente di categoria 5, quindi una cosa pazzesca. Quindi un uragano di categoria 5 quando poi era una tempesta normale tropicale. Cioè vedete che cambiamento proprio radicale, diciamo così, perché è così. Quindi ragazzi, questo 260 km all'ora si porta alle case appresso, in poche parole, cioè dove, diciamo, l'occhio del ciclone tocca terra, cioè la punta, ovunque passi spazza via tutto, quindi che trova ragazzi, se lo porta con sé. Quindi perciò Trump invita ad andare via. È più o meno simile, sì, sì, non peggio, ma sarà simile comunque, quindi sarà lo stesso, sarà un Katrina 2 in effetti. L'hanno paragonato proprio al ciclone, quello là, l'uragano Katrina. Quindi sarà molto molto dura la situazione, quindi non dimentichiamo che Katrina ha fatto tanti danni e ne farà altrettanti. Pensate che questo è all'inizio solo, ragazzi. Quindi diciamo che non esiste una categoria 6, però se riesce ad aumentare la velocità, diciamo, del vento, ragazzi, purtroppo gli scienziati, sì sì, è 5 Lupus, quindi ha toccato proprio la categoria massima.
In effetti, ragazzi, la sesta categoria non esiste, cioè non è mai stata fatta perché nessun ciclone o uragano, come lo vogliamo chiamare noi, è arrivato a queste potenze. Diciamo che se in un futuro, oppure se in questo qua, dovrebbero superare certi limiti, allora potremmo riscrivere di nuovo tutto e aumentare a scala 6. Cioè questa non è mai capitato fino a mo', quindi partiamo che è una presupposizione, ragazzi. Però se in caso, che ne so, adesso sta a 260 km, faccio un esempio, per puro caso aumentasse a 360 km, che sarebbe una cosa pazzesca, purtroppo dovrebbero fare anche la sesta scala, quindi dovrebbero ampliare le scale degli uragani fino a mo', arrivando a una certa velocità e una certa, diciamo, consistenza. La categoria 5 è considerata quella massima. Se si superano dei determinati criteri si può arrivare anche alla sesta. Sì, fra poco tocca le Bahamas, sì, a momenti, diciamo un paio d'ore starà lì, quindi sta camminando con 20 a 260 km. No, penso di no, evita Leo, non ci pensare di andare, anche perché dopo le Bahamas proprio la Carolina e sì, sì, aspetta un attimo, fammi leggere un attimo. Allora, le Bahamas, poi la Florida. No, allora, la Sud Carolina, no, fra un paio di giorni, quindi tu quando devi andare? Giorno 4, no, allora non ti conviene, il giorno 4 ci sta lì. Non dico, fai un cambio di aereo, non dirmi nulla perché allora ti dico esattamente proprio preciso perché sto sul sito americano, quindi fammi un attimo aggiungere. Allora, Bahamas, oggi stasera arriva, poi si sposta in Georgia e quindi per ultimo al sud della Carolina. Quindi calcola che per il 4 starà a sud della Carolina. Quindi non te lo so dire, sai perché? Nessuno riesce a capire la traiettoria, capisci, Leo? Anche Trump ha avvisato che siccome è instabile, non riescono a capire dove andrà. È confermata che arriva in Georgia e poi in ultimo a sud della Carolina. Poi dicono, non lo so in che parte della Carolina, perché siccome sta camminando in modo non preciso, non possono dire arriverà in questa città oppure in questa città, quindi non si permettono di dire nulla. Però un consiglio, cambia giorno, sta a sentire a me, non partire, a parte che secondo me se deve partire, secondo me glielo diranno stesso lì, credo, Poi fidarsi è bene, non fidarsi è sempre meglio. Se l'aereo trova sto coso per la via, ragazzi, ciao ciao. Parte penso che lo sanno i piloti dell'aereo che ci sta questo coso in giro, quindi credo che sui radar comunque sanno che da lì non si può passare, quindi non so se poi ti faranno atterrare dove devi, capisci? Può darsi pure che il tuo aereo lo manderanno in un altro paese e poi arrivare con l'auto o altro mezzo, diciamo, dove abiti tu oppure dove lavori tu. Non credo che ti faranno atterrare il giorno 4 in Carolina. Almeno lo credo, credo che, te l'ho detto, stasera arriva alle Bahamas, poi arriverà in Georgia, poi sì, ma a una certa distanza, Leo, con l'auto tu comunque ci sono i posti di blocco e tutto, quindi ti diranno che da lì non puoi andare. Però se ti mantieni a distanza non ti fa nulla, in effetti non è che questo viaggia alla velocità della luce, capisci? E appunto dico, Leo, quindi lascia stare, se puoi fare a meno, che ne so, fai
ne so, un po' di malattia, qualche cosa, inventati di qualche cosa, cerca di evitare di andare adesso. Sì, sì. 260 km ragazzi sono moltissimi, quindi in effetti qua ci sarà davvero che le case si alzano da terra. Secondo me poi capitate che in questi posti le case sono fatte di legno, non sono strutture diciamo fatte di mattoni. La maggior parte diciamo tende a fare queste villette a piano terra, tutte belle di legno, sa, stile americano, quindi un gigolone di questo si porta tutto via, quindi non ci mette nulla un mostro del genere con venti spaventosi che poi in questo mulinello, chiamiamolo così, ci sta di tutto ragazzi. Auto, motorini, ci sta di tutto là dentro perché questo in effetti risucchia tutto, quindi immaginate che forza ti arriva addosso, quindi dove passa passa crea casino, cioè strappa tutto. Sì, sì, è meglio non partire proprio, come ho detto io, evita, cambia settimana, almeno per ora, perché io credo che se oggi è 1, domani è 2, dopodomani è 3, giorno 4 stai in Florida, quindi arriverai proprio quando lui arriva lì, cioè evita proprio questa cosa, o a meno che ti devo dire, parti oggi e allora arrivi lì. Eppure deve stare a fare attenzione comunque perché se lavori da quelle parti lì comunque ci sta l'allerta. Quindi ti conviene mandare un certificato, una scusa, che ne so, dici che stai malato, vai dal tuo dottore, fatti fare un certificato medico, evita di andare lì per il momento, oppure prenditi delle ferie, ma non so la situazione com'è. Però secondo me non andare che è meglio, sta a sentire a me. Ciao Alessandro. Samara no, niente, non si è saputo niente, ha detto che stasera stava a Caserta, l'hanno messo su Facebook, ma ieri non è stata vista da nessuna parte, quindi o è finita sta psicosi di Samara, oppure stasera vediamo che succede a Caserta, hanno detto, e stasera ha messo un post su Instagram, e ti ricordi la tempesta quella tropicale Dorian? È arrivata a categoria 5 Alessandro, quindi sta al massimo della sua potenza e sta con venti fino a 260 km. Stasera toccherà le Bahamas, poi la Florida e poi la Carolina, il sud della Carolina. Più o meno. Quindi diciamo ci sta questo mostro che sta girando per l'America, diciamo. Infatti il presidente americano Trump ha invitato proprio a tutti ad allontanarsi, quindi puoi fare a meno di andare lì a lavorare. Anche Trump ha avvisato a tutti, ragazzi, in queste zone dove arriverà andate via, quindi credo che anche se non andrai non succederà nulla di che, anche perché puoi dire che i voli con gli aerei non ci sono per quella destinazione lì, dici che ci sta, non li fanno partire, fai prima. Ciao Romano, ciao, buonasera. No, stasera arriva alle Bahamas, domani sera in Florida e dopodomani al sud della Carolina. Ha cambiato direzione, capito? Doveva toccare prima la Florida, invece è cambiato tutto. Capisci, King? Noi eravamo rimasti che faceva la Florida per prima, toccava la Florida. Invece si è spostato e sta andando alle Bahamas. Poi toccherà la Florida e poi infine il sud della Carolina, sperando che quando arrivi in Carolina si riposi un poco. Allora, l'uragano ci sta, Romano. I terremoti pure, i meteoriti ce ne sono in Sardegna, è passato poco fa. Gliel'ho detto poco fa in un video, non ci stiamo fatti mancare nulla ragazzi, ci sta tutto. Allora, Lupus, come regola no. Però purtroppo da questa parte, diciamo,
diciamo che le regole sono cambiate, quindi non ti posso dire, come ho detto pure io, può aumentare anche di categoria, una categoria 6 che non esiste in realtà, però se purtroppo, o forse, speriamo di no, dovrebbe aumentare la sua intensità, i suoi eventi, si dovrebbe riscrivere, non riscrivere, si dovrebbe aggiungere la sesta categoria, sperando che non accada, perché questi cambiamenti climatici oramai fanno paura un po' a tutti, quindi non ci potremmo meravigliare se ci sarà una sesta scala degli uragani, oppure se questo uragano potrà arrivare anche in Europa. Quindi oramai cosa vogliamo meravigliarci più, ragazzi? Dal cielo invece della grandine piovono le pietre, si può dire, quindi di che non ci brava. Oramai è cambiato tutto, ragazzi, tutto il sistema climatico è, come abbiamo detto io e te, è caos climatico. Quindi credo oramai non posso più dire no, perché tu mi fai queste domande e dici no, qua in Europa non può arrivare, ragazzi, no. Prima si poteva dire no, è impossibile, adesso è tutto cambiato, quindi la domanda quindi cambia un poco. Quindi possiamo anche credere che possa arrivare in Europa, chi ce lo dice di no? Oramai con queste cose che sono cambiate davvero drasticamente, tutto è possibile. Difatti ultimamente, prima tanti anni fa, ragazzi, la grandine erano dei chicchi di grandine come minuscole, minuscole, minuscole. Adesso piovono pietre dal cielo, cioè cose di mezzo chilo, che solo se ti va in testa un po' di grandine ti manda all'ospedale, se non al cimitero. Quanti video ho visto della grandine in Germania, in Nord Italia, non piove, non grandine, ragazzi, cadono proprio pietre, cioè c'è un chicco di grano. Sì, sì, tiene ragione, Lupus, piovono sassimo. Io ve faccio no, poi io vedo le foto dei ragazzi su Facebook che hanno la pallina di ghiaccio in mano, che non è una pallina, ragazzi, è una palla da tennis, cioè è proprio una cosa esagerata. Immagina che ti cadono 3-4 palline così grandi in testa. Hai per forza l'ospedale, Lupus, se ti va bene, eh? Se no te ne vai, come diciamo noi qua a Salerno, a Brignano. In effetti Brignano è il cimitero. Sì, sì, la macchina non va bene. Ho visto un ragazzo, ti giuro, un mio amico a Torino aveva un'Alfa Romeo nuova, ragazzi, ma nuova. Gli ha sfondato tutti i vetri. Gli ha rotto proprio sia il parabrezza di avanti che quello lunotto di dietro. Proprio gli ha fatto 1000 euro di danno e più la carrozzeria è tutta ammaccata di queste botte di ghiaccio, diciamo così, come di grandine, come la vogliamo chiamare, pietre, come la vogliamo chiamare. Una macchina di 30.000 euro tutta ammaccata e con il parabrezza e il lunotto rotto proprio. Cioè a quello gli hanno fatto un danno esagerato. Cioè oramai ci sta pure l'incubo di comprare l'auto nuova e metterla. Non lo so, lui aveva detto che la cambiava perché era proprio distrutta, aveva tutti questi tonfi di ghiaccio che aveva su tutta l'auto poi. Era un'auto con tutte botte sopra, come se qualcuno col martello si fosse divertito a dare tante botte. Sì, in macchina ti deve mettere il casco, ti deve mettere. Sì, ma mi raccomando, Roman, portati il casco, però. Perché se ti arriva in testa, quindi tutti con le biciclette col casco quello là integrale chiuso proprio a tipo Ferrari. Quindi è una cosa pazzesca, ragazzi. Quindi diciamo che la situazione non è delle migliori, però purtroppo la situazione è questa qui, ragazzi. Il caos climatico è davvero un po' esagerato. A me qua a Salerno sono 3 giorni, ragazzi, che il cielo è cupo, non esce né sole e non piove. Proprio mi sta facendo uscire pazzo. Sì, sì, tipo Ferrari, Lopus.
con la bicicletta però. Sono 3 giorni no, che io mi affaccio, vedo il cielo grigio, dico ma sta la nebbia qua. C'è grigio ragazzi, cupo. Però non è quelle belle nuvole nere, no, 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 grigie. 3 giorni che stiamo così, non esce né sole né la pioggia. Io gliel'ho detto dove vuoi arrivare, non lo so. Può darsi che domani arriva questo miracolo che incomincia a piovere. Perché a finale comunque fa caldo a finale, quindi non è che qua stiamo adesso a 24 gradi. Sì, sì, comunque fa caldo, è afoso in effetti perché diciamo si suda in effetti, quindi anche se stiamo a 24 gradi, però è afoso. Quindi se da domani, come hanno detto, si abbassa di 12 gradi, sta questo crollo termico, da qua allora faccio 24 meno 12, 12 gradi. Beata a te, Rosalì, di dove sei tu? Rosalia deve essere o Sicilia o Calabria. Per il nome Rosalia vedo più queste due regioni. Solo qua non piove, oh. È proprio una maledizione Salerno. Avevate Rosalia, ho detto bene, o Sicilia o Calabria, quindi era un nome tipicamente siciliano o calabrese al massimo. Quindi Rosalia, quindi siciliano. Vedi, stavolta ho azzeccato ragazzi, Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi per qualche altro video, tanto fino a stasera ci sta tempo, come ho detto io. Grazie Rosalia, Rosalia, non Rosalia, quindi non sbagliamo. Ma no, ma la Sicilia è un po' divisa perché ci sta una parte che sta piovendo e una parte che no, quindi in effetti la Sicilia è un po' divisa. Ciao Alessà, alla prossima. Lupus, a te piove sempre, qua a me fa sempre caldo. Tu ce l'hai con me, sono convinto, eh. Questo è proprio un segno di spregio. Sicuramente Rosalia, sì, penso il nome sì, palermitano. Ah, non piove, meno male, ah. Così stai commesso male come me qua. 3 giorni di afa, Valle Lunga proprio al centro. Quindi ragazzi, continua a me qua a Salerno. Solo fulmini fanno, Lupus. Invece a me ci sta solo cielo grigio. Grigia dopo. Ma ti giuro, mo che arriva il maltempo faccio la diretta 24 ore. Metto il cellulare sul davanzale qua della mia stanzetta. Accendo live streaming e lo rimango tutta la notte. Devono guardare, chiunque va a vedere la diretta scrivo sono momentaneamente assente. Sto dormendo, però rimango acceso il cellulare. Lo attacco alla presa di corrente così non si scarica, così faccio tutta la diretta la notte. E mi devo sfogare, Lupus. Faccio la diretta tutta la notte, così chiunque va a vedere il video dice ma questo è dove sta? Quello devo fare, basta. Mi devo sfogare, Lupus. Sono 3 mesi che aspetto che piova, ok? Ma che piova, mi devo divertire. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo più tardi. E se ci sono novità, può stare sicuro che la diretta la faccio. Tanto ho promesso che non faccio più video normali, faccio la diretta così parlo anche con voi direttamente, un po' come stare al telefono. Il video non li faccio più a livello che prima lo, diciamo, lo carico e poi lo pubblico, no? Così con la diretta, vedete, da un argomento si passa ad un altro, possiamo fare una chiacchierata, è un po' più diverso, quindi ci divertiamo di più. Invece col video poi andate a guardare il video, finisce là e buonanotte. Qualche commento sotto, però alla fine non abbiamo una cosa diretta. Invece così parlo con Lupus, parlo con quello, rispondo a quello mi fa una domanda. È più divertente così comunque. Bravo, ci muovo parte. Vabbè, ok ragazzi, ci sentiamo dopo sicuramente un altro video
prima che la serata finisce lo faccio. Ciao a tutti.